Un cardine della riforma è il contenimento radicale del numero dei parlamentari, no? Una grande diminuzione, sindaci e consiglieri nel Senato delle Autonomie. Molti in Veneto temono che poi l'autonomia sia limitata perché vengano sfilati dei poteri. Non è così, anzi noi dobbiamo far sì che le altre regioni siano efficienti come lo sono le regioni virtuose. Il punto è che stiamo sfilando un po' di soldi ai consiglieri regionali, stiamo sfilando un po' di soldi ai fondi dei gruppi regionali, stiamo sfilando gli stipendi ai senatori, stiamo sfilando i costi della politica. In Regione Veneto sono 3,8 milioni di euro che verrebbero risparmiati, no? Con il taglio degli stipendi dei consiglieri regionali. L'altra parte della riforma che secondo lei avrà, diciamo, un peso importante per quanto riguarda il sì, qual è? Insomma, quali sono i punti su cui lei ritiene che i veneti voteranno favorevolmente? Ma ce ne sono tanti. Per esempio, una delle battaglie della Lega è sempre stata quella dei costi standard e troppo spesso anche il mio partito ha detto di no. Adesso, se passa il sì, i costi standard, cioè che in Calabria non si può spendere più che in Veneto, diventeranno una regola della Costituzione.